No, I'm not a writer. Oggi ragazzo non riesco a raggiungere un rubinetto con la gomma del camper e quindi tac, eccola. Oh, pensa se non ci fosse stato l'ingresso da dentro il camper per l'acqua, guarda che sarebbero stati veramente cacchi, ma non per scherzo. E così ti fai 2 o 3 viaggi, ti tieni in allenamento, fai bodybuilding a gratis e ti carichi l'acqua lo stesso, no? Ti parcheggi vicino a un rubinetto e via. Oh, penso a quando una volta nella casa vecchia mi era arrivata una bolletta da 500 bomboloni, 500 euro. Questo perché loro praticamente hanno fatto il giochetto di non fare le letture, trovando la scusa una volta c'era il cane, una volta non c'era nessuno a casa, eccetera, 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 eccetera. E hanno detto che aveva messo il tagliandino, diciamo, nella cassetta delle lettere, non era vero niente. Con questo giochetto accumulano metri cubi di acqua e quando poi fanno il conteggio tutti quei metri cubi fanno sì che vai nella tariffa superiore, che costa decisamente di più, quindi prezzo decisamente più alto per tantissimi metri cubi. Capirai che è arrivata non solo a me, anche a altre 2 persone del paese, bollette da 500 euro. No, beh, aspetta, a me era arrivato ben più di 500 euro, a loro era arrivato 500 euro. E alla fine anche là sbaruffa, ma cosa vuoi fare? Cioè, capisci? Dopo alla fine ti dicevano ti togliamo l'acqua, allora ho dovuto pagare. Che poi aspetta, anche lì vedi perché nella vita a me piace arrangiarmi o provare a arrangiarmi, no? Perché praticamente dopo cosa succede? Mi sono informato presso le associazioni dei consumatori, no? Spiegandogli il giochetto, no? Delle mancate letture che fanno sì che il tutto va su, prende l'altra tariffa, eccetera. E la risposta di tutti, perché ne ho sentiti 3, cos'è stato? Ma se il contatore segna così vuol dire che è così. Cioè, robe ammatti, veramente. E quella è stata una delle cose, perché mi ha fatto spangare i coglioni. Anzi no, perché questo deve diventare un canale non volgare, quindi mi ha fatto svangare le palline. I coglioni. Eccola, pienazzo, pagata la bolletta praticamente. Tac, e via. Lo si fa per risparmiare? No, cioè, diciamo è uno stile di vita, il risparmio è una piacevolissima conseguenza. Certo, il risparmio anche dipende dal mezzo che ti procuri. Io questo mezzo non l'ho scelto affatto a caso. Questo mezzo è un vecchio camper d'epoca, piccolissimo, 5,40 m, quindi mi è utilissimo per parcheggiare dove voglio perché ha le dimensioni di una macchina. Pago 30,50 euro all'anno di bollo, 240 di assicurazione, sempre all'anno. E l'alimentazione è completamente fornita dai pannelli solari, l'acqua te la trovi in giro e soprattutto, cosa veramente non da poco per chi vuole fare lunghi periodi in camper oppure scegliere di fare questo gioco, il full timer eccetera, la scelta del bombolone GPL. Tanti sono favorevoli, tanti sono contrari. Io penso per me, cioè io non sono tanti, io sono Yuri, cioè sono io che devo viverci. Io col bombolone GPL faccio 20 euro di GPL e ciao, vado avanti non so quanto. Quindi il riscaldamento, boiler dell'acqua calda, frigo e fornelli, chiaro, no? Cioè, se dovessi mantenermelo a bombole, ciao e se dovessi mantenermelo solo con la stufa a gasolio o e basta, chiamalo come vuoi, porca miseria, lì d'inverno è veramente critica, anche perché appunto ti serve d'inverno, e d'inverno però sole non ce n'è veramente poco, quindi ti servono di quei pannelli, quei contro cacchi, porca di quella miseria. Idem per chi ha il frigo a compressore, cioè si parla, ma ne sento io poi gente che è sempre pieni di batteria perché ha il frigo a compressore, a due basto, grazie, cioè la realtà dei fatti. Un conto è andarsi in gita, un conto è andarsi in vacanza e un conto è starci tutti i giorni, magari anche lavorarci col computer. Quindi insomma, sai, hai cose che hanno un certo consumo, che sono sempre che funzionano, certe cose magari anche sotto inverter, quindi devi accenderti anche l'inverter. Cioè, io qua faccio veramente quello che voglio. Se dovessi avere webasto e frigo a compressore, ciao cioè tutto il mio super impianto, batterie, mega pannelli servirebbero solo per webasto e frigo a compressore. Ora, una cosa che consiglio a tutti, perché quasi tutti lo sanno, quasi tutti lo fanno, ma non tutti lo fanno e non tutti lo sanno, è il fatto di tenerti comunque in camper delle taniche per un 15-20 litri, no?
perché per vari motivi tu puoi rimanere in riserva e non avere la possibilità di caricare l'acqua. Può succedere anche, tra questi motivi mettiamo anche la semplice pigrizia, perché magari ti eri già preparato per la notte, avevi messo gli oscuranti, che cavolo ne so io, non hai voglia di spostarti. Chiaro che non puoi farti la doccia, ma lavare i piatti o lavarti te alla mattina, lavarti i denti, quelle cose, il viso e quelle cose là, tranquillamente, insomma, con 20 litri, anche perché i camper hanno dei rubinetti molto più a risparmio energetico delle abitazioni, o almeno i rubinetti quelli nuovi, perché hanno il getto tipo a doccino o comunque hanno il getto comandato, tipo quello mio del bagno, no? Sai che fai così per attivarlo, tac, molli e via. E praticamente dopo 2 anni ho scoperto un nuovo modo di fare la doccia, cioè nuovo modo, occhio cos'è cambiato. Praticamente quando è ora di fare la doccia io mi accendo la stufetta, cioè le ventole della stufetta, senti? Senti che prende dalla stufa, no? E mi butta sulla canalina del bagno. Te lo puoi mettere in automatico, ma io di solito lo tengo spento, però quando fa freddo freddo mi preriscaldo il bagno. Una volta che il bagno è pronto, tac, spegni tutto, vai dentro il bagnetto e trovi già tutto bello caldo caldo. Adesso la doccia ho appena finito di farla. Guarda, questo è un nuovo piccolissimo accessorio, ma veramente indispensabile, praticamente la ventosa per tenerti sul doccino, no? E così anche nelle giornate proprio più fredde tu ti puoi fare la bella doccia calda. Sei qua dentro al calduccio, fuori piove, c'è l'aria ghiacciata e qua si sta da Dio. Bellissimo, cazzo. Dentro sta scatolina, sta casettina stile di montagna che io ho sempre sognato. Fantastico.